Allarme polveri sottili in Veneto, complice anche l'assenza di pioggia, limiti sforati in tutti i capoluoghi tranne Belluno, i comuni pronti ai blocchi auto ma in ordine sparso. Dramma a Loria nel Trevigiano, una 76enne e il figlio azzannati dal loro pitbull dopo che la donna era caduta accidentalmente sull'animale, l'anziana grave, in ospedale. Ieri sera tappa trevigiana per il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, referendum e amministrative 2018 a Treviso e Vicenza nell'agenda del leader del Carroccio. Referendum sull'autonomia alle porte tra tensioni, dibattiti e molte polemiche. Stasera a 20:10 ospite il governatore Luca Zaia. Baby gang ancora in azione sul treno Bassano-Castelfranco, un gruppetto di minorenni senza biglietto aggredisce il controllore, 2 nordafricani riescono a fuggire e fermata una giovanissima rumena. Il comune padovano di Bagnoli assume un nuovo vigile, obiettivo un maggiore controllo degli ospiti del centro di accoglienza per migranti. La band mestrina dei Mens Rea vola a Sanremo Rock, il concorso che ogni anno accoglie tantissimi giovani in occasione delle semifinali e delle finali. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare di smog, di un Veneto soffocato dalle polveri sottili, anche con la complicità dell'assenza prolungata delle piogge e dunque limiti di legge abbondantemente sforati praticamente dappertutto se non nel bellunese, e quindi i comuni corrono ai ripari, alcuni sono già corsi ai ripari, tutto però come sempre in ordine sparso. Allarme polveri sottili in Veneto. Secondo i dati diffusi da ARPAV, il limite giornaliero di 50 microgrammi a metro cubo è stato superato almeno 35 volte in tutti i capoluoghi tranne Belluno. Situazione peggiore ovunque rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Padova si registrano 58 sforamenti contro i 32 del 2016, a Vicenza 56 contro 35, a Treviso 50 contro 34. A Mestre i limiti sono stati superati consecutivamente per gli ultimi 8 giorni, portando il totale a 45 contro i 28 del 2016. Tra le cause principali la mancanza di pioggia nelle ultime 3 settimane, la debole intensità del vento e le nebbie degli ultimi giorni. Il Comune di Venezia ha quindi deciso di introdurre limitazioni per i veicoli non catalizzati, attive già dal lunedì prossimo, stop alle auto a benzina Euro 0 e 1 e per i diesel anche agli Euro 2. Se ci saranno 4 sforamenti consecutivi scatteranno ulteriori misure restrittive. Le stesse regole sono attive a Vicenza già dal 16 ottobre. A Padova il limite sarà esteso anche agli Euro 3 a partire da metà novembre. Nel frattempo è già stata organizzata la prima domenica ecologica col blocco totale dei veicoli a motore. Treviso invece temporeggia. Per il sindaco Giovanni Manildo imporre unilateralmente un'ordinanza non avrebbe senso, si cerca quindi il coordinamento con i sindaci dell'Interland. La situazione smog dovrebbe migliorare nel weekend con l'arrivo della pioggia. Ed ora la cronaca con un'anziana di 76 anni, siamo a Loria nel Trevigiano, nella zona castellana, un'anziana aggredita, azzannata dal suo pitbull, la donna era scivolata sull'animale per sbaglio e c'è stata questa reazione del cane, ora è grave la donna in ospedale. Tutto è accaduto in un attimo. Un'anziana di 76 anni dopo pranzo è uscita nel porticato di casa per fare alcuni lavori. In giardino, come sempre, gironzolava tranquillo il suo cane. La donna ad un tratto è inciampata, finendo sopra il pitbull. La reazione dell'animale è stata improvvisa. Si è rivoltato contro l'anziana, azzannandola alla testa e al braccio. Le urla della 76enne sono state sentite dai figli che hanno tentato di aiutare la madre. Uno dei 2 fratelli è stato morso dal cane, l'altro è corso in casa, ha afferrato una forbice colpendo il pitbull per farlo allontanare. Immediatamente è stato chiamato il 118. L'anziana è stata trasportata a Treviso al Cafoncello con l'elisoccorso per le gravi ferite riportate soprattutto alla testa. Il figlio è stato invece trasportato in ospedale a Castelfranco. Il cane, medicato dal servizio veterinario, è stato portato via. Il pitbull, che la famiglia ha da 6 anni, di nome Dila, potrebbe rischiare di essere soppresso. I figli hanno già dichiarato di non volerne più sapere del cane, che fino a ieri non aveva mai dato nessun problema. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Nel Vicentino invece a Torri di Quartesolo un 34enne è stato prosciolto dall'accusa di aver ucciso a calci un cane, o meglio l'ha ucciso a calci ma secondo il magistrato per legittima difesa.
Torri di Quartesolo ha ucciso per legittima difesa, archiviata l'indagine nei confronti di un 34enne serbo accusato della morte di un cane di piccola taglia. L'uomo, secondo il giudice, ha agito per difendere il figlioletto dall'aggressione dell'animale che avrebbe morso il bimbo di 5 anni nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi. La proprietaria della bestiola stava riponendo la spesa in auto quando il piccolo si è avvicinato e il cane l'ha addentato alla gamba. Il padre è intervenuto, ma l'animale si sarebbe scagliato contro entrambi più volte. Il 34enne si è difeso scalciandolo. Dopo 20 giorni il cane è morto e la padrona ha sporto denuncia, ma per la procura l'uomo non ha commesso alcun reato. Adesso la politica. Ieri sera la tappa trevigiana per il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, che ha parlato ovviamente sia di referendum autonomia ormai alle porte, ma anche degli obiettivi delle amministrative del 2018 in Veneto. Ieri la tappa veneta, oggi la conclusione della campagna per il referendum in Lombardia. Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a Treviso per la festa cittadina del Carroccio, quella in cui doveva essere annunciato il nome del candidato sindaco di centrodestra per Treviso. Tutto rinviato, il tema adesso è l'autonomia che Veneto e Lombardia chiedono attraverso il referendum, mentre l'Emilia Romagna ha sottoscritto col governo, giusto 2 giorni fa, l'avvio della trattativa. Se non ci fossero stati i referendum di Veneto e Lombardia convocati da Zaia e Maroni, colpifero che a Roma qualcuno si sarebbe svegliato. Se milioni di persone coglieranno l'occasione e domenica andranno a votare dicendo sì, vedrete che la catena dell'autonomia arriverà ovunque in Italia e fa solo bene. Quanto al conto presentato dallo Stato per le forze dell'ordine che dovranno presidiare i seggi, Salvini non usa giri di parole. Ennesimo atto di arroganza, una presa in giro. Qua ogni anno i cittadini veneti mandano allo Stato centrale 20 miliardi e da Roma qualcuno chiede 2 milioni per organizzare un referendum sull'autonomia. Facciamo conto che sia l'ultima presa in giro che il governo centrale può permettersi. Alle amministrative, che potrebbero celebrarsi già il 4 marzo in caso di election day con le politiche, Salvini dà per scontata l'alleanza con il resto del centrodestra. La Lega non imporrà ai suoi candidati, dice, massima disponibilità anche esponenti della vita civile. Treviso e Vicenza sono 2 città stupende che ahimè negli ultimi anni si sono un po' fermate, sono delle bellezze sempre meno sicure, quindi spero che ci siano quanto prima i nomi dei prossimi sindaci di centrodestra sia di Treviso che di Vicenza. E porte aperte anche a Giancarlo Gentilini, in rotta con la segreteria provinciale. Ma sì, la Lega non è una caserma, è una famiglia dove ci sono idee diverse ma un obiettivo comune, far star meglio i nostri cittadini, quindi penso che tutti vorranno dare una mano. Io sono stato anche quest'estate, non solo per lavoro ma per qualche ora di vacanza a Treviso, ho parlato con tanti cittadini, qualche commerciante, si aspettano di più e quindi non vedo l'ora di dargli di più. Ha parlato di referendum nella parte del servizio Salvini, ovviamente siamo agli sgoccioli, al rush finale, meno 2 giorni al referendum, crescono le tensioni, i dibattiti, le polemiche tra le parti avverse. Di tutto questo si parlerà questa sera, una puntata da non perdere di 20 e 10 con il governatore Luca Zaia. Dunque questa sera una puntata con Zaia per parlare ovviamente della sfida del referendum del 22 ottobre, quindi da non perdere questa sera. Un referendum, dicevamo, dibattiti, polemiche, gli astensionisti che accusano di essere stati minacciati, i comitati dell'astensione, c'è la polemica anche per quei sindaci che dicono, minacciano, se non andrete a votare non vi riceveremo come cittadini nei municipi. Insomma, si parla, il dibattito, il clima è rovente. Ovviamente c'è anche la parte degli astensionisti oppure la parte di chi andrà a votare e voterà no, come ad esempio una voce storica del sindacato a Treviso, ma anche amministratore delegato di Treviso Servizi SRL, Pierluigi Cacco, ospite ieri a ore 13, che sintetizza così il suo pensiero sul referendum. Su questo referendum, per quel che mi riguarda, mi sembra un'aspirina per un tumore. Io non voglio che illudere la gente e pensare che con il loro voto, con la loro espressione, risolvino qualche problema. È una pia illusione e io non sono per illudere nessuno, nemmeno i cittadini. Capisco le motivazioni di chi va a votare e vota sì, io non contesto nessuno, anzi rispetto moltissimo. Credo che Zaia faccia un'opzione politica, non la faccia per i veneti, la faccia per idea politica del suo partito e quindi di Salvini. Penso che quando si arriva a un referendum come questo è il fallimento della politica.
I politici sono pagati anche bene per affrontare e risolvere i problemi. Quando arrivano il referendum è un fallimento della politica. Non si può abusare di referendum perché non si ha il coraggio, non si ha la forza, l'intelligenza, la preparazione, la coalizione anche e l'impegno di trovare delle soluzioni. Dalle parole di Pierluigi Cacco torniamo alla cronaca e torniamo su quella linea Venezia-Bassano che sta diventando una linea maledetta, parliamo di linea ferroviaria perché alcuni componenti della gang di giovanissimi che avevano già colpito su questa linea hanno colpito ancora. Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un controllore nel treno della linea Bassano-Castelfranco. Il gruppetto era formato da 2 nordafricane ed una rumena, tutti minorenni. L'uomo si è avvicinato ai ragazzini per chiedere loro di esibire il biglietto che ovviamente non avevano. Ne è nata un'accesa discussione, i giovanissimi stranieri hanno iniziato ad inveire e insultare il controllore, fino a quando sono intervenuti anche 2 agenti della Polferi in borghese che si trovavano sul treno. Alla stazione di Castelfranco i ragazzini hanno pensato bene di farsi un varco per fuggire, scagliando la loro amica rumena contro il personale. Tutto è accaduto in un attimo. Mentre i 2 nordafricani scappavano a piedi, la loro amica è stata bloccata ed identificata. Una fuga, quella dei 2 ragazzi, che avrà vita corta visto che tutti i presenti alla scena hanno riconosciuto i 2 come componenti della baby gang che lo scorso 30 settembre avevano tenuto in scacco lo stesso treno proveniente da Venezia e poi nei giorni successivi in un supermercato della zona sorprese rubare al suo interno. La minorenne è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. La polizia è ora sulle tracce degli altri componenti della baby gang. Ieri abbiamo raccontato di questa vicenda inquietante, un'auto ritrovata a Belluno con segni fori di proiettile e il suo padrone, un 50enne mestrino che non si trovava. Ebbene, stamane il 50enne si è presentato fortunatamente ai carabinieri, però resta il giallo su quanto accaduto. Si è presentato venerdì mattina dai carabinieri di Mestre per denunciare il furto della sua auto individuata nel territorio di Sedico, nel Bellunese, con 3 fori di proiettile e il lunotto posteriore in frantumi. Giovedì infatti c'era preoccupazione per le sorti del proprietario, un mestrino 50enne, che fortunatamente la mattinata successiva ha dato notizie di sé, recandosi appunto nella caserma di Via Miranese. Quando l'auto è stata ritrovata era chiusa a chiave e non c'erano tracce di sangue. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Belluno e del nucleo investigativo di Feltre, ma dell'escursionista giovedì, grande amante della montagna, non c'era alcuna traccia. Gli investigatori ora stanno cercando di far luce sulla vicenda. Restiamo nel veneziano. Domani a Marghera i funerali del 30enne che ha perso la vita domenica scorsa in montagna. Saranno celebrati sabato alle 11 nella chiesa di Gesù Lavoratore a Marghera i funerali di Nicola Simeon, il 30enne che ha perso la vita durante un'escursione sul monte Chiampon. Da alcuni mesi il ragazzo si era trasferito a Torino per specializzarsi come designer di interni. Lì aveva frequentato il corso di laurea magistrale in architettura. Lo scorso marzo invece il trasferimento in Friuli per conseguire un master. Nicola era partito lunedì per un'escursione. Il suo corpo è stato trovato dagli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco a bordo dell'elicottero del 115 il giorno successivo. Aveva raggiunto la cima, da dove aveva inviato un SMS ad un collega di lavoro per poi decidere di scendere lungo il versante nord. Da quella parte c'è un sentiero che attraversa e arriva sopra la verticale di Forcella Sant'Agnese, dove lui voleva arrivare probabilmente, ma la traccia di sentiero che un tempo collegava quel tratto alla Forcella è da circa 15 anni interrotta da una frana e il sentiero abbandonato. A causa di un errore il ragazzo deve essere scivolato precipitando per alcune decine di metri in un canale a quota 650. Nel Vicentino adesso a Pove con un incendio che ha devastato parte di un'azienda tessile. Incendio all'alba di oggi alla Tessil Brenta di via Torino a Pove. Le fiamme sono scaturite da un macchinario per la produzione di geotessili ed hanno interessato anche la parte sovrastante del tetto con il danneggiamento dell'impianto fotovoltaico. Immediata la chiamata al 115 e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Bassano, Vicenza e Cittadella, intervenuti con 5 automezzi e 14 operatori. L'intervento immediato ha scongiurato il propagarsi ulteriore delle fiamme che hanno interessato comunque diversi pannelli solari. Stando a quanto verificato dai vigili del fuoco, l'incendio è scaturito da una macchina stiratrice a caldo per poi propagarsi al tetto attraverso la cappa aspirante.
Provvidenziale anche l'intervento immediato della squadra di sicurezza interna all'azienda. Nessuna delle persone presenti nel capannone al momento dell'incendio è rimasta ferita. Vigili del fuoco al lavoro fino a tarda mattinata per le operazioni di messa in sicurezza. Nel Padovano adesso a Bagnoli di Sopra, città, comune ormai noto alle cronache per essere la sede di uno dei più importanti, più grossi centri di accoglienza di migranti, i cosiddetti hub. Ovviamente una situazione che da tempo ha creato notevoli tensioni, tanto che il comune ha deciso di assumere un vigile urbano proprio dedicato a questa zona. Agna e Bagnoli, due comuni più vicini al centro di accoglienza per migranti ospitato nell'ex base missilistica, si alleano sul fronte della sicurezza. Il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, infatti, con il sostegno del collega di Agna, ha assunto un nuovo agente di polizia municipale. Lo scopo è quello di aumentare il controllo e la sicurezza del territorio e con l'agente in più acquisire con facilità informazioni sui richiedenti asilo ospiti del centro e identificare più in fretta eventuali malintenzionati. Nessuna volontà di prendere di mira questi stranieri, spiega il sindaco Milan, che sono quasi tutti rispettosi delle regole, ma dove c'è una così grande concentrazione di persone, il controllo e la prevenzione da parte delle forze dell'ordine sono fondamentali. Ancora polizia locale, ancora nel Padovano, ma la storia è decisamente diversa. Parliamo di un vigile urbano di Tombolo a processo, accusato di aver utilizzato i buoni carburanti del comune per uso personale. È accusato di peculato continuato, ovvero di essersi appropriato di denaro del comune per cui lavorava. A finire nei guai un agente della Polizia Municipale di Tombolo, Alta Padovana. Secondo il pubblico ministero Sergio Dini, l'uomo avrebbe effettuato rifornimenti di carburante per la sua auto, utilizzando però le tessere del comune, per un totale di oltre 6.000 euro spesi nel corso di 4 anni. E così l'agente finirà a processo il prossimo 20 febbraio. L'indagine era partita dalla segnalazione di un impiegato del comune che aveva notato la mancata corrispondenza tra gli scontrini presentati e la quantità di carburante acquistato con i buoni del comune. Ad Albignasego truffa alla Cassa Peotta e i presidenti a processo per appropriazione indebita. Avrebbero fatto sparire 560.000 euro di risparmi. È iniziata l'udienza sulla truffa alla Cassa Peotta di Albignasego. I fatti risalgono al 2014. A processo per appropriazione indebita sono finiti 2 ex presidenti. Al momento sono solo 2 i soci che hanno perso 2.268 euro a testa, che si sono costituiti parte civile. Altri 8 potrebbero farlo nei prossimi giorni. La Cassa aveva sede in un bar di Albignasego dove venivano versate ogni domenica piccole somme di denaro, dai 20 ai 50 euro. Tutto era filato fino a quando nel 2014 a gennaio furono restituite somme inferiori rispetto a quanto accumulato nel 2013. La serata si infiammò e dovettero intervenire anche i carabinieri. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dalla sanità e da un problema allarmante per l'ospedale di Padova, un'emorragia di infermieri. In 70 infatti dall'inizio dell'anno non hanno retto a turni massacranti, straordinari e riposi saltati, si sono licenziati e i sindacati ora dicono siamo pronti allo sciopero. Anche non c'è il servizio. Mi dicono che il servizio sta per arrivare, allora andiamo con il servizio invece su Mestre con una band mestrina che parteciperà a Sanremo Rock e quindi partecipa a questa avventura che può essere importante per il loro futuro. Cammino, tu ci sei. Un mix di funk, pop, rock e reggae, condito da un sound accattivante e un groove coinvolgente. Con il brano Terra, la band mestrina dei Mens Rea vola a Sanremo Rock, il concorso nazionale aperto a tutte le rock e indie band italiane emergenti, che ogni anno accoglie tantissimi giovani in occasione delle semifinali e delle finali e rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione. Terra, dimmi la verità. Sei contenta oppure no?
I Men's Re approdano a Sanremo Rock a 2 anni dal debutto ufficiale, durante il quale hanno consolidato collaborazioni con artisti e voci femminili del panorama musicale veneto e conquistato 3 premi in altrettanti concorsi nazionali. Cliccatissimo il video del brano scelto per Sanremo Rock, una dedica appassionata alla terra, girato interamente al Parco della Bissuola a Mestre. Frontman Paolo Pasqualini con il fratello Luca alla batteria, Davide Pace e Michele Barbaro alla chitarra e Francesco Forcolin al basso. Attualmente i Men's Re stanno lavorando alla stesura di nuovi brani in vista dell'uscita del loro primo album. So che non ti stanchi mai di girare intorno al sole, che oggi scalda pure noi. Allora adesso vediamo il servizio sulla fuga degli infermieri dall'ospedale di Padova. Stiamo assistendo a colleghi che all'età di 45-50 anni disperati preferiscono licenziarsi e quindi mettersi in gioco e preferiscono andare a lavorare nella sanità privata. 70 licenziamenti tra gli infermieri dal 1 gennaio, decine di richieste di mobilità interna. È emergenza tra le corsie dell'azienda ospedaliera di Padova, dove non si riescono neppure più a sostituire le circa 90 donne in maternità. Una situazione che di giorno in giorno diventa più pesante, la denuncia di Luigino Zuin, segretario provinciale della UIL Funzione Pubblica. Gli infermieri saltano i riposi e sono chiamati quando sono a casa, e un aumento degli straordinari, un aumento delle malattie. Ci chiediamo se questa situazione non poteva essere affrontata prima. Le maggiori criticità nei reparti che sono il cuore pulsante dell'ospedale. Attualmente alcune rianimazioni, il pronto soccorso e le chirurgie, dove abbiamo maggiore richiesta di trasferimento. È una legittima difesa rispetto a un tracollo. Inutili sinora i tentativi di mediazione, i sindacati sono pronti allo scontro con i vertici aziendali. Un out o il 27 di questo mese ci danno delle soluzioni percorribili, fattibili, o saremo costretti a ritornare nell'Aventino a proclamare lo stato di agitazione. Pronti allo sciopero? Prontissimi allo sciopero. Un dizionario veneto illustrato con parole, proverbi, fiabe e indovinelli, pronto a distribuirlo personalmente alle scuole medie di Limina il consigliere all'identità veneta del comune Giodi Barichello. Rischia di scomparire ed è un peccato per il valore della nostra storia, spiega. A Succa, la zucca, verdura di stagione, a Fortaia fatta con i vovi, frittata con le uova, a Colmegna il tetto, il barattolo, il bandotto nel veronese e il condotto alla chioggia. Sono solo alcuni dei vocaboli della lingua veneta presenti nel dizionario Imparare il Veneto, che il comune di Limina consegnerà ai 230 ragazzi che frequentano la scuola media. A distribuirli classe per classe ci penserà Giodi Barichello, consigliere delegato all'identità veneta. Perché insegnare l'inglese, perché insegnare le lingue delle scuole? Io direi che prima di tutto bisognerebbe imparare la lingua del cuore. Qual è la lingua del cuore? Il veneto è la lingua dei nostri nonni che hanno combattuto 2 guerre, di chi prima dei nostri nonni ha combattuto a Lepanto. Conoscere la storia del Veneto, conservare la lingua di un popolo di mercanti, abili artigiani industriali, non un barboso trattato di storia, ma un volumetto agile e ricco di contenuti. C'è un po' di tutto, quindi si insegna proprio ai ragazzi le varie parti anche della casa, il bagno, la cucina, il tineo, che sarebbe il salotto. Ho visto che c'è anche molto interesse negli stranieri. Quando senti parlare uno in veneto o in dialetto non vedi più di che colore ha la pelle, quindi cadono anche le barriere di questo tipo. La lingua veneta come veicolo di integrazione, insomma, in una società multiculturale, e per l'anno prossimo il Veneto potrebbe diventare materia di studi scolastici a Limina, sfruttando la legge regionale recente. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con la programmazione fra pochissimo, ore 13, si parla di un tema molto molto caldo, giustizia perché è così lenta. Ospiti di Daniela Gregnagnin sono il giudice Valeria Castagna e l'avvocato Angela Silvestrini. E vi ricordo poi questa sera 20:10 la puntata speciale con il governatore del Veneto Luca Zaia, ovviamente con il referendum sull'autonomia alle porte. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Qualche nebbia e anche locali nubi basse sul nostro territorio, ma il tempo si mantiene comunque asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto foschie o nebbie anche dense su gran parte della pianura, meno su quella del Veronese e sul Veneziano. Nebbie anche sulle vallate bellunesi, più sole altrove. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori minimi tra 11 e 13 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui nebbie mattutine nei pressi delle zone costiere, nell'entroterra e nella pianura pordenonese, altrove sarà più soleggiato. Temperature massime che saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, valori notturni sui 10-11 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà un'ennesima giornata di bel tempo con sole splendente su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi, i valori notturni tra i 6 e i 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli nord-occidentali. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.